La scorsa annata è stata molto negativa per la produzione di olio, per usare un eufemismo. Ciò nonostante, anche la 31esima edizione della Festa dell'Olio a Levi si è confermato un evento atteso, partecipato e in grado di valorizzare un settore produttivo e tutto quello che ci sta intorno, a partire dalla tutela e salvaguardia del territorio. Al centro dell'evento, come di consueto, la premiazione degli oli. Quest'anno erano solo 6 in concorso. Purtroppo è stata un'annata veramente disastrosa, soprattutto per la zona che riguarda il Genovesato e il Tigullio. Qualcosa di più c'è stato nello Spezzino, nella parte forse più estrema, tipo Sarzana, che forse non risente anche dell'influenza del mare e quindi della mosca olearia. Siamo stati veramente in dubbio se riproporre anche quest'anno l'edizione. Come ho già detto, io ritengo che sia stata una cosa positiva aver intanto analizzato questi 6 campioni e per poter dire che erano 6 campioni con caratteristiche che potevano concorrere anche in altre annate di grazia. Tra gli extravergini al primo posto è andato a Franco Andrea Cricca dell'azienda agricola Belfiore di Castelnuovo Magra, tra i DOP ad Antonino Trifiletti de La Favola della Mignola Oliveto di Mozart di Lavagna. Come di consueto sono stati premiati anche gli uliveti, primo posto a Michele Solari, secondo Lorenzo Solari, terzo Massimo Solari, premio speciale a Michela Sanguinetti per riconoscere il merito del più giovane tra gli agricoltori. Sono stati premiati anche gli uliveti di altri comuni. Noi cercheremo ogni anno di allargarlo. Già quest'anno avevamo la partecipazione di un comune per gli oliveti dell'Evanto, quindi abbiamo sforato anche sugli oliveti sulla Spezia e cercheremo ogni anno di crescere. Dobbiamo crescere perché, come è stato detto anche ieri nel convegno, la caratteristica della Liguria è che sono appezzamenti piccoli già di loro, quindi bisogna iniziare a fare un po' massa critica in generale per cercare un po' alla fine di rendere sempre più sostenibile il preservare questa ricchezza del nostro territorio, che in questo caso l'uliveto, ma si potrebbe anche portare altre realtà che sono state completamente abbandonate come i noccioleti.